Io adesso andrei avanti e tornerei invece nella carriera di Goffredo, così parliamo di qualche film. Che fai? Allora, faccio questo, che è la cosa migliore, ok? Lo vedete bene? Allora, si tratta praticamente della scheda IMDb di Goffredo, che ci aiuterà un po' a capire un po' i film. Parto dalla fine. Dalla Ecco, qui fine. io vedo la legge di Lydia Poet, che adesso è promosso Che bello, mi sta un po' piacendo molto. ovunque. Call My Agent Italia, anche questa è una serie che abbiamo recensito ultimamente, bellissima peraltro. Grazie ai ragazzi, maestro, poi andiamo dietro, Fosca Innocenti, ecco, qui è l'ultimo lavoro che ho fatto con Lida Goffredo. Abbiamo Boris, abbiamo siccità, Boris. abbiamo siccità, abbiamo Una siccità. grande colonna sonora, una grande Esatto. sonora. Allora, e qui mi fermo su siccità, perché ci parli un po' di questa colonna sonora. Cioè, io nella recensione parlavo di un Franco Piersanti che secondo me, insieme a Crivelli, lo ritengo forse tra gli ultimi sperimentatori della nostra, tra i nostri compositori, anche perché sì, della vecchia scuola, ma contemporaneamente anche molto moderno come scrittura. Franco Piersanti, come al solito in Piersanti non troviamo i temi, le melodie, quelle che rimangono a futura memoria. Ritroviamo questo, io lo chiamo stato mentale, che lui crea con la musica e che non ti molla mai durante tutto il film, cioè diventa parte integrante del film, diventa veramente il messaggio subliminale del film. Ecco, ci parli tu, che ci hai lavorato anche spesso con Piersanti. Franco intanto è uno dei pochi che, essendo proprio Franco Piersanti, si può permettere di sperimentare con grande sicurezza e fermezza. E lui è una visione di presentazione. Franco Piersanti è un compositore probabilmente uno dei migliori che abbiamo, e quindi per noi un grande lustro tutte le volte poter collaborare con lui. Abbiamo passato, credo che abbiamo fatto 22 anni di collaborazione con lui. È stato carino, pure ci ha fatto un dito mettendo tutti i titoli, molto carino. Franco non è mai smaccato nel proporre la musica. Volendo scrivere un tema, basta prendere il caso di Montalbano, se vuole, non ha un problema a scrivere il tema, ha il problema di essere didascalico, e ama in modo pazzesco sperimentare e mai fermarsi a un'idea predeterminata. Lui se sente un suono che è uscito fuori anche per caso, ma che sta bene, approfondisce immediatamente per capire cosa è piaciuto di quel momento. Quindi è uno che si mette lì con i musicisti, i quali collaborano con lui e si mettono a disposizione per provare tutto quel che Franco gli viene in mente al momento di fare. Uno dei pochi che ho visto dettare dal podio un brano all'orchestra, cioè brano che lui ha deciso di cambiare. Non è che ha detto ok, guardate qua, apriamo il ritornello, ripetiamo, facciamo. No, lui ha detto violini primi, scrivete battuta 1, tenete, no, cioè proprio così, proprio in diretta. È tanta roba, ragazzi, è tanta roba. Quindi sicuramente la cosa più bella di Franco è che sperimenta, si diverte sperimentando, e grazie anche alla sua autorevolezza gode della diciamo che i registi non sono lì che chiedono il provino a Franco per sentire prima, tanto sanno che Franco non glielo darà il provino, anche perché le cose più belle poi le crea così. Se sentite proprio siccità, ci sono dei titoli di coda, c'è l'ultimo pezzo che veramente è qualcosa di meraviglioso, guarda, sono non d'accordo, di più, infatti peraltro nei titoli di coda ricorre solo nei titoli di coda quella traccia lì, cioè prima, ma c'è un'altra orchestrazione, però sì, con quell'orchestrazione lì sta solo nei titoli di coda. il tema si presenta in due modi: suonato dal flicorno e suonato dal pianoforte, in due versioni.
dove Franco ha suonato il pianoforte e abbiamo richiesto l'ausilio del maestro Alessandro Polinari a dirigere l'orchestra, perché Franco suona libero, senza click. E anche lì lui è andato libero, guardando le immagini, non è che si è messo col click, ha preso a tavolino, eccetera. E poi si mette lì in fase di missaggio, ci mettiamo lì e troviamo i colori, troviamo i suoni, anche estratti di altri brani, cioè proprio un puzzle che è molto chiaro nella sua testa e arriva a un risultato tutte le volte ovviamente molto, molto particolare. Che tipo di rapporto ha con la sala di registrazione, con il tecnico del suono? Cerca la collaborazione, lui qui è come i grandi compositori che ci frequentano da tanto tempo, cioè non un cliente ma proprio uno di famiglia, e quindi sa di poter collaborare, e la collaborazione inizia ben prima di entrare alla realizzazione. Iniziamo già nella scelta dei musicisti, in base a quello che va registrato, eccetera. Quindi lui arriva e la prima cosa che si aspetta è la collaborazione anche artistica, e questo ci fa molto piacere. Goffredo, visto che tu comunque nella tua lunga carriera hai avuto a che fare con tanti titani giganti della musica applicata alle immagini, però ovviamente nel corso degli anni hai avuto a che fare anche con le giovani leve, con i nuovi compositori in erba. Quali sono secondo te, soprattutto oggi come oggi, che sono cambiate le tecnologie, torniamo a ribadire anche il metodo di presentarsi a un regista, di proporsi, di scrivere la musica? Come sono cambiate secondo te un po' anche le visioni di questi compositori con cui hai a che fare, con le metodologie? Trovi delle differenze rispetto ai veterani con cui hai lavorato e i nuovi compositori di oggi, nel modo proprio anche di esprimersi, di proporsi? Guarda, le differenze che trovo, ma questo non è tanto dovuto ai compositori no, più, diciamo, più datati o questi più giovani, è proprio il linguaggio del cinema che è cambiato. Basta pensare all'assenza dei temi, no? L'assenza dei temi dei film. Ieri praticamente il musicista semplicemente al regista faceva ascoltare il tema al pianoforte. Ho pensato a questo tema d'amore, questo tema della tensione, questo è il tema di Maria, questo è il tema di Francesco, no? Poi faremo delle suspense, poi questo era ieri. Oggi invece i temi, subito c'è il timore che prendano il sopravvento sul film, quindi i registi sono un po' timorosi a mettere un tema importante che riesca a catturare l'attenzione. Insomma, vedo che sono molto, molto timorosi. Anche i musicisti quindi si adeguano, insomma, raramente sento un tema. Vedi, dicevamo di Pierzanti che dice sperimenta molto, sembra poco tematico. La verità è che anche lì non può esserlo, perché non è tanto richiesto. Voi quale dei temi dei film ricordate oggi? Cioè, se devo cantare il tema di un film del 2022, vi viene in mente qualcosa? Anche del 2019 o 2018? Da dove andiamo? Una delle colonne sonore che, esatto, una delle colonne sonore che preferisco, purtroppo è stata fatta non al Forum, anche se il compositore lavorava sempre al Forum, è Gli Intoccabili. Non è molto tematica, quindi devo dire che è una delle colonne sonore che prediligo del grande maestro Morricone. Ma se pensate a temi come Il Padrino, pensate a temi così ampi, così grandi, oggi abbiamo tentato su un progetto recentemente con Andrea Guerra, ha tentato anche perché l'avevano dato come possibile l'utilizzo di un tema su una serie televisiva, poi è subentrata il coproduttore francese e ha detto no, i temi no. Sia mai. No, i temi no, e quindi siamo rimasti così. Io ero molto molto contento, avevamo fatto uso di grande orchestra, bei temi, insomma, belle cose, niente, non è stato possibile. Quindi il linguaggio è cambiato sicuramente in questo, molto meno temi,
molto più uso di sequencer e di campionamenti che da soli creano 16 battute di struttura, soprattutto sulle tensioni. Però abbiamo ottimi compositori anche giovani, anche la via di mezzo, no? che sono poco utilizzati, potrebbero fare molto di più, ma non gli danno un grande spazio per esprimersi, ecco. Ecco, infatti l'idea che mi sono fatto è che ci sono tantissimi, c'è una schiera di compositori col freno a mano tirato, cioè nel senso che non possono, non perché non vogliono, perché non possono, e questo è tremendo se uno ci va a pensare bene. Senti, però io a proposito di colonne sonore, diciamo, ultime che tu hai realizzato, ultime dico negli ultimi anni, io ne vedo una in particolare che noi era quello che reputavamo la vincitrice dell'altro anno, ovvero io sto parlando di Freaks Out, scritta da Mainetti Braga. Ecco, allora lì mi viene da pensare che magari ce ne sono di temi in quella colonna sonora. Infatti il regista è anche co-compositore, quindi è in grado di saper dare lo spazio giusto alla musica. Quindi o cresciamo una serie di generazioni di registi che fanno anche i compositori e forse ci salviamo, però la domanda, ecco, parlaci un po' pure di quel lavoro, perché Freaks Out è un lavoro, sì, sicuramente anche grazie alla volontà del regista, anche coautore delle musiche, non ha avuto limiti né di tempo né di spazio nella realizzazione, quindi è stata utilizzata una grande orchestra, anche in periodo di Covid, quindi è stato anche un pochino difficile diciamo realizzarla praticamente, però si è utilizzati 70 elementi d'orchestra, 10 solisti e un gran lavoro di orchestrazione da parte di Emanuele Bossi, che ha veramente firmato una colonna sonora eccezionale. Purtroppo il film non è andato bene, vuoi per motivi di Covid, vuoi non so perché non è stato ben ricevuto, e poi è andato a finire alle piattaforme abbastanza rapidamente, ma la colonna sonora lì veramente è una delle più belle che è stata realizzata negli ultimi anni, sia in termini artistici, ma anche da parte nostra in termini tecnici, dove abbiamo capito che bisognava andare bene lì, e abbiamo fatto 13 o 14 giorni di mix, che su una colonna sonora non capitava da un bel po'. È vero che sono anche un'ora e rotte di musica, che è sempre al 100%, è tanta roba. Ricordo il tema, quello della battaglia, che dura peraltro sono due sequenze da 8 minuti. Due sequenze da 8 minuti. Cioè una sequenza da 8 minuti in un film dove non si parla di una fascia sonora, che lì potrebbe succedere anche, una fascia sonora che dura 8 minuti. Piena di colori, piena di parti difficilissimi per l'orchestra, anche una enorme interazione da parte dei samples dell'elettronica, che non facevano parti eseguibili dall'orchestra, ma proprio magari campioni o suoni o subsuoni che aiutavano, no, la forza della colonna sonora. Ma abbiamo noi realizzato un backstage su questa colonna sonora prodotto da noi, che è sul nostro canale YouTube, e lì l'orchestratore spiega che ha voluto realizzare in forma concerto, cioè è riproducibile in un concerto senza l'aggiunta di alcun altro elemento campionato, insomma. E infatti tanto di cappello alla Curci, che ne ha fatto l'edizione insieme alla Gone Film, ma è un progetto che hanno fatto un meraviglioso vinile, anche, insomma, hanno fatto un lavoro così come va fatto, nonostante oggigiorno gli editori debbano fare i conti con quello che è. Questo è un capitolo molto grande e importante che un giorno affronteremo, perché la difficoltà degli editori oggi poi porta in cascata la qualità degli studi di registrazione, dei musicisti, crea una cascata enorme, perché oggigiorno loro sono obbligati a vivere delle rendicontazioni SIAE, dove sappiamo invece che le piattaforme, no, dove vengono distribuiti, pagano praticamente nulla.
Ecco, questo è un antico problema, noi ne abbiamo parlato spesso a Soundtrack City, non solo le piattaforme televisive, diciamo così, ma anche di quelle musicali prettamente, tipo Spotify, Deezer, la stesso YouTube e via dicendo. La gente deve cominciare a sapere che di tutto quella mole di ascolti al musicista, all'autore viene quasi nulla in tasca. Chi vuole informarsi di più di questo meccanismo diabolico, c'è una serie televisiva che si chiama Playlist, se non vado errato, dove si parla appunto dell'ascesa di queste piattaforme digitali, in particolare Spotify, e cosa questo ha generato a tutto il comparto musica, a quello che una volta si chiamava industria musicale e che adesso è diventata un'altra cosa. La domanda che ti faccio, Goffredo, è proprio questa. Noti un decadimento della qualità, me l'hai detto prima, insomma, che c'è un decadimento della qualità. Non pensi sia dovuto anche al fatto che adesso la musica deve essere funzionale e qui a forza di essere funzionale è diventata quasi ornamentale, è diventata quasi un tappetino che sta lì sotto, ma invece, e qui entro nel mio lavoro, nell'ambito della scelta delle canzoni invece c'è più cura, quando si tratta di una canzone e anche molte più economie. Sì, esatto. Come una canzone costa tanto quanto la realizzazione di una colonna sonora intera. A volte infatti è così, posso assicurare che a volte è così. Ti capita di registrare canzoni originali, cioè che il compositore realizza proprio per la colonna sonora? Perché mi sembra un'usanza ormai... mi capita, ma purtroppo non per scelta del compositore o perché il regista aveva un'idea artistica, perché produzione non ha fondi che gli vengono richiesti per l'acquisto di una canzone e quindi pensaci tu, per favore, a fare una canzone che ricordi questo o che ricordi quest'altro. Il sound alike. Sì, esatto, il famoso sound alike. E questo fa sì che, insomma, questo decadimento è dovuto, sì, alla base di tutto sicuramente c'è un discorso economico, pochi monumenti dalle ripartizioni SIAE, ma anche dal cinema perché ci si va poco, no? E anche da tutte le piattaforme, senza contare appunto che il film, anziché passare per la piattaforma televisiva ufficiale Rai o Mediaset, passa direttamente per una piattaforma Amazon o una di queste che paga molto meno e quindi l'editore proprio si trova nella indisponibilità economica, non si trova proprio, non rientra, non riesce a fare il suo lavoro di editore, di nessun investimento. Curci nel caso di Freaks Out veramente ha voluto dire vabbè, questo progetto mi piace e quindi vi regalo una colonna sonora, no? Perché questo è quello che è successo. E a catena vedete che, faccio un esempio, io dico sempre guarda, adesso abbasso gli occhi, la prima cosa che mi capita sotto gli occhi è un apparecchio, un equalizzatore che si chiama Curve Bender. Sì. Un equalizzatore parametrico stereo che costa all'acquisto intorno ai 7.000 euro. Allora, quando Digital Records decide di investire 7.000 euro su un equalizzatore parametrico è perché quell'equalizzatore riesce a fare una differenza piccola ma unica. Sono investimenti che noi facciamo perché, come avete detto voi, sono a casa mia, la casa mia è la casa di tutti i musicisti e i musicisti io lo faccio per me e per tutti noi che siamo questa bella famiglia e dobbiamo trovare il massimo e anche la dignità del nostro lavoro, no? E quindi vogliamo avere la voglia e le energie tecniche per fare il lavoro con gioia e soddisfazione. Anche la cosa difficile è poi andare a raccontare all'editore guarda il mio costo è questo perché io ti metto a disposizione tutta questa tecnologia, quindi dici sì vabbè bello, guarda mi fa piacere, però io non guadagno nulla. Allora forse bisognerebbe riuscire a trovare la quadra, non lo so, con le produzioni, no? O anche quando si vende un progetto cioè quando uno, credo, adesso poi magari ero linciato dai vari produttori, ma credo che
quando un progetto passa, anziché andare al cinema, viene venduto alla piattaforma, probabilmente questo produttore, una parte che viene riconosciuta dalla piattaforma, dovrebbe riconoscerla all'editore. Certo. Perché se no l'editore rimane con il cerino in mano, e con riflesso su tutto il compartimento, no? Quindi questo è così. È un discorso non giusto quello che fa Goffredo, peraltro è un discorso di operatore sul campo che io trovo assolutamente legittimo. Il comparto musica è spesso considerato la Cenerentola in qualche modo di una realizzazione audio-video, e questo è qualche cosa di inspiegabile, ma io dico anche particolarmente italiano, nel senso non che altrove non sia così, ma da noi è particolarmente evidente questo gap che c'è, perché poi ad esempio se si parla di effetti speciali adesso vengono pagati anche parecchio gli effetti speciali, quindi vuol dire si fa proprio una scelta, e a volte la musica viene considerata un male necessario. È proprio il meccanismo. Guarda, io delle stesse piattaforme che facciamo magari facciamo la Netflix d'Italia è quella, no? Che invece è direttamente prodotta dagli Stati Uniti, e vediamo un budget completamente diverso, e quindi non capiamo se è perché il nostro prodotto italiano non rientra economicamente, intendo, o qual è il motivo. Ma poi attenzione, non stiamo parlando poi di queste grandi cifre, sono cifre che se messe a budget del film nel momento giusto, ma forse valgono una giornata di set. Sì, infatti, sì, alla fine, veramente parliamo di numeri che messi a confronto con i costi di produzione. Quanto può costare oggi la produzione un film? 2 milioni? 3 milioni? 4 milioni? Quanto viene data oggi per una colonna sonora, una realizzazione grande, italiana? 20.000 di realizzazione, 20 di premio partitura? Faccio 40.000 in tutto, sui 2 milioni, dove la musica è parte autoriale del film. Cioè, certo. Senti, io però mi collego, Massimo, gliela devo fare questa domanda. Facciamo. Insomma, lui prima ha parlato di la famiglia dei musicisti. La Digital Records ha subito un allagamento, non ovviamente per colpa della struttura in sé, ma per colpa di un'altra azienda che eroga acqua, ecco, diciamo così. E questo da una parte è stato un dramma per Goffredo, dall'altra parte però io me lo ricordo come è scattata immediata la solidarietà di tutta la comunità dei compositori, dei musicisti che lavorano con Goffredo spessissimo. Allora io ti chiedo, Goffredo, di raccontarci ma veramente l'essenza di quello che è capitato. Intanto purtroppo di allagamenti ne abbiamo subiti 3. E nel 2013 appena aperti, nel 2016, nel 2020 anche sotto Covid, dove il primo ricordo che questo studio non sta a Venezia ma sta a Roma. Sì. Diciamo, purtroppo abbiamo costruito i nostri studi in una strada dove passa una condotta, e questa condotta è una condotta molto, molto vecchia, ha più di 50 anni, non viene rifatta, manutenuta, e ogni tanto si rompe qua e là. E nei nostri muri, diciamo, che confinano vicino a questa condotta, che sono 25 metri, il tubo si è interrotto per 3 volte, una volta all'inizio dello stabile, una volta alla fine dello stabile, e lì ci ha fatto, diciamo, qualche centinaia di migliaia d'euro di danni. Mentre invece nel 2016 ci ha distrutto completamente, perché si è rotto al centro, e quindi sono venuti giù i muri, ed quei muri 1,5 metri d'acqua qua e là, in qualche punto pure 2 metri, in qualche punto di meno, ma insomma lo studio è andato perduto. E lì noi abbiamo, già lo sapevamo, ma insomma abbiamo scoperto veramente quanto i nostri collaboratori, i musicisti ci vogliano bene, e ci hanno aiutato in tutto e per tutto, anche economicamente, insomma tutte le persone che ci frequentano ci hanno aiutato, anche gli stessi orchestrali che hanno dovuto pazientare per il pagamento di alcuni turni, perché noi abbiamo congelato per quel periodo, per non bloccare, per non andare in sofferenza su tutti gli anni a divenire. Abbiamo scelto di congelare un periodo chiedendo a loro di pazientare, e tutti hanno pazientato, quindi
Poi ci sono le belle storie che mi ha raccontato, ad esempio, che in tutto questo dramma c'è la bellissima storia di quel banco che ha dietro lui in questo momento, perché prima ce n'era un altro lì, no? Quindi non ti chiedo... C'era la meravigliosa Solid State Logic 4000 EG, Line and Fader, quindi un modello particolare di SSL che veniva da Capri Digital, che avevamo acquistato nel 2003. E non vi dico le follie che ha fatto quell'uomo lì per prendere quel banco che c'ha lì di dietro, perché una volta me l'ha raccontato, è una storia veramente, è una fiction più che l'acquisto. Però la cosa positiva di questa avventura, ovviamente con l'aiuto delle persone che poi mi sono proprio familiari. Non è solo una questione di soldi, quel mix lì, è anche una questione di una serie di escamotage che ha fatto questo matto qui per andare a recuperarlo, quel mix lì. Ad Amsterdam, sì. Diciamo che appena saputo che c'era questo mixer che era giudicato intanto parliamo di mixer particolari, perché sia un 88 RS, NIV 88 RS, 88 NIV 88 ce n'è più di qualcuno, RS invece è un po' come quando un chitarrista sente una chitarra particolare, no? Per me il mixer, questo è il mixer, tant'è che è installato qui a Abbey Road e studio, insomma sono pochi gli studi dove è installato. Trovarne uno usato ma in condizioni eccezionali come era questo, veramente un'avventura impossibile, quindi io ho rigliato proprio di fatto che ce n'era uno disponibile ad Amsterdam, l'ho rigliato il venerdì e il lunedì mattina mi sono presentato al posto dove era custodito questo mixer dicendo: salve, voi qua avete un mixer, quel mixer è mio, e loro mi hanno guardato con due occhi grandi così, quindi chi è questo pazzo? Avete un 88 RS qui da voi in vendita? Sì, ancora non l'abbiamo detto, è mio. E 2 mesi dopo il mixer era da me, quindi insomma. Senti Massimo, lascio a te il domandone finale, dai. Me tocca, ma questa volta il domandone finale ha una sorpresa, perché noi chiediamo sempre questa cosa che lascia un po' basiti, perché ci sono delle pause celentaniane ogni volta che facciamo questa domanda. Questa domandona è: qual è per te la canzone originale per film che ti è rimasta particolarmente nel cuore, magari che tu stesso hai registrato nelle tue 800 e passa colonne sonore fatte nella tua carriera? Quindi qual è quella che ti è rimasta impressa, è entrata nel tuo cuore, nel tuo animo? No, devo tornare indietro nel tempo e pensare a una colonna sonora, a una canzone che è stata poi poco sfruttata, però a me è piaciuta molto quando l'abbiamo realizzata. È stata cantata da Elisa, composta dal maestro Andrea Guerra. Il film era di Roberto Faenza, questo Dolore un giorno ti sarà utile, e il brano era Love is Required. Un giorno questo dolore ti sarà utile. È questa per caso? Ma come fai a averla là? Dai, su. Io sapevo già che avrebbe detto questa cosa qua. Ragazzi, questa qua è una scena che non lo sa nessuno, perché noi, capito, noi siamo in diretta. Quindi... Ragazzi, invece io lo dico, è una scena patetica, l'avevamo già detto a Goffredo, che si era preparato astutamente e Massimo è andato a prendere il CD. Allora, già che abbiamo fatto, facciamolo sentire questo brano che è stato ascoltato poco. Ok, senti, ridici il titolo così l'annunci te, dai Goffredo. Love is Required di Elisa. Allora, noi ringraziamo Goffredo per questa bella cavalcata, che poi in realtà ha preso gli ultimi 10 anni della sua carriera. In realtà c'è molto tempo prima, ma se andavamo pure lì e facevamo una 15 puntate. Un colossal. Proprio aspetta in studio. Certo. Facciamo una bella puntata dallo studio, dai. Una volta che stai facendo una colonna sonora, state realizzando una colonna sonora con compositore amico che ci accetta volentieri, veramente veniamo. Ma io guarda che io farei veramente la mega puntata
per i 20 anni della Digital Records e per i 20 anni di colonne sonore. Guarda, veramente che ci dai, abbracciamo. Dai, facciamo. Dai. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, grazie Soundtrack City. Ciao. Ciao.